Amareggiato per la fine del governo Draghi, il sindaco di Padova Sergio Giordani in una nota ha espresso tutta la sua preoccupazione per l'epilogo dell'esecutivo. Al paese serviva stabilità, responsabilità e unità per affrontare queste grosse criticità. Hanno prevalso logiche diverse e oggi sono molto preoccupato e amareggiato, ha detto il primo cittadino padovano, grande sostenitore di Draghi. Il Partito Democratico Veneto punta il dito contro Lega e Forza Italia, artefici di una triste pagina politica. L'irresponsabilità del Movimento 5 Stelle che ha innescato questa crisi e le scelte assurde e ciniche ieri di Forza Italia e Lega hanno determinato questo esito. Si apre una situazione di profonda incertezza che rischia di penalizzare i più deboli e devo sottolineare che il Partito Democratico fino all'ultimo invece ha sostenuto il governo Draghi con lealtà, così come ci veniva chiesto da tutto il Veneto. E aggiungo anche che il Veneto è stato tradito. La Lega, con l'onorevole padovano Alberto Stefani, rimpalla le accuse di aver fatto finire l'esecutivo. Il governo Draghi è stato vittima delle forzature del Partito Democratico e di una crisi innescata dal Movimento 5 Stelle. La Lega ha chiesto responsabilmente un nuovo governo e una nuova agenda politica che ponesse al centro l'autonomia, la pace fiscale e la flat tax. Ci è stato risposto di no. Ora si torni nel più breve tempo possibile alle elezioni e si dia parola agli italiani. Subito al voto il commento del senatore veneto Luca De Carlo di Fratelli d'Italia. Veloci al voto per dare a questa nazione un governo serio, coeso e che faccia gli interessi degli italiani. Quello che abbiamo visto ieri è stato l'epilogo di un governo che metteva insieme cose che assieme non potevano stare, dal PD alla Lega, dai 5 Stelle a Forza Italia. L'Italia ha bisogno di affrontare un momento difficile come quello che vedremo da qui in avanti fino in autunno con un governo serio e coeso che dia risposte. Pertanto al voto subito, si voti la prima settimana di ottobre perché poi tempo di formare il governo ci sarà da affrontare la grande sfida della crisi energetica, della crisi alimentare ma anche la finanziaria da fare.